che è iniziata malissimo, disperata. Abbiamo perso appena adesso un conflitto contro questo esercito di pattuglia. Malissimo, dobbiamo scappare. Dobbiamo scappare. Non ho capito perché non si sono reintegrate le forze quando le avevano integrate. Forse doveva passare un po' di tempo, non lo so. Però la battaglia è stata veramente brutta, brutta, brutta. Rientriamo subito, immediatamente all'interno del villaggio. Cerchiamo di... cioè del villaggio, della cittadina. E cerchiamo di recuperare. Malissimo, ragazzi, malissimo. Loro, tra l'altro, sono... Abbiamo perso i cannoni, tra l'altro. Abbiamo perso i cannoni. Porca miseria, ragazzi, siamo senza cannoni. Che già avevo fatto fatica a recuperare quel cannone là. Siamo senza cannoni. Per fortuna che non ho speso altri soldi. Oddio. Malissimo, ragazzi, malissimo. Malissimo. Allora, torniamo in questa valle di lacrime disperata. Cerchiamo di recuperare un po' le forze. Tra l'altro non abbiamo... no, ragazzi. Abbiamo perso... cioè non abbiamo più i cittadini. Malissimo. Quindi recuperiamo in questo modo. Che rinforziamo? Rinforziamo loro che sono i centrali. Mamma mia, ragazzi. Che disastro. Non abbiamo più neanche unità da prendere. Non possiamo fare nulla se non provare ad andare qua sopra. Dobbiamo sfuggire da questo lestofante qua. Proviamo. E cerchiamo un po' di quiete nella tempesta. Vediamo. Malissimo, ragazzi. Ecco, ci chiedono surplus. Se gli diamo i riservisti non ne abbiamo. Non ne abbiamo. Non ne abbiamo, quindi... Oh. Attenzione, cercano ancora lo scontro. Ennesimo scontro. Ennesimo scontro. Non abbiamo... allora, loro di fanteria non è che siano messi proprio benissimo, a parte questi. Però noi non è che siamo una Pasqua. Vediamo. Cercano ancora lo scontro. Ragazzi, non possiamo fare nient'altro adesso. O la va o la spacca. Non c'è nient'altro che possiamo fare, signori. Siamo ormai piegati a una logica del gioco veramente devastante. Io spero che questo qua sia uno degli eserciti più grossi che dobbiamo affrontare, perché se sono tutti così siamo fregati. Bello che io ho iniziato bello spavaldo. No, non abbiamo neanche il generale qua. Avremmo dovuto spostarlo. Ora non possiamo più farlo. Non abbiamo neanche più il generale. Ah, ragazzi, brutta situazione. Allora, mettiamo tutti qua in difesa. Ok, qui siamo abbastanza difesi. Ok, qui perfetto nel caseggiate. Ah, qui non ci possiamo arrivare, ma ci arriveremo. Questi sono quelli messi un po' meglio. Ecco, l'unica cosa su cui dobbiamo fare affidamento è la cavalleria. Con la cavalleria, se noi riuscissimo a distruggerla loro... loro non è che sono messi proprio benissimo, ecco, però non sono neanche messi... male. Fatemi vedere la cavalleria quanti ne hanno. Comunque ne hanno. Mamma mia. Questa del generale è messa male. Devo puntare a far fuori quella. Allora, qui c'è tanta difesa che possono avere. Però io starei qui arroccato nel villaggetto. Non andrei a fare robe particolari, onestamente. Ah, ok, abbiamo il convoglio. Perfetto, il convoglio, almeno il convoglio non c'è. Non l'abbiamo perduto, ecco. Quindi abbiamo anche il nostro generale. Perché mi sposta tutto? No, io voglio avere... Ma dove sta la cavalleria del generale? Scusa. No, qua. Ok. Questo voglio qua. Ok. Ok, mettiamo a posto questi. Facciamo una roba così, in modo tale che un minimo si riescano a difendere. E poi li faremo arretrare probabilmente. Anzi, mettiamo già... ecco, esatto, qua, così che sono più coperti. Qui la cavalleria. E preghiamo. Allora, potrei andare a prendere queste caseggiate per evitare l'aggiramento da parte della cavalleria avversaria. Questi qua potremmo mettere qui, mi sa che... esatto, sono maggiormente difesi. Questo è maggiormente difeso. Questo lo metteremo qua. Quindi può stare anche qui. E niente, poi potremmo metterne un altro qua in questa direzione, a dire la verità. E magari lo facciamo, lo mettiamo qui, esatto, che ha il massimo di copertura per evitare un aggiramento. Quindi questi due qua saranno qua.
I granatieri dove sono? Ah, ok, sono i granatieri qui non mi piacciono però. Voglio mettere prima le riserve più scarse davanti. Tipo loro. Allora, prendiamo i landmines e li mettiamo qui. Loro staranno dietro. Così assorbiranno loro i colpi. Al posto dei granatieri. Ok, qui il generale potrebbe essere sicuramente più utile tenerlo qui che non viceversa. Quindi il generale lo mettiamo qua, ma lo invertiamo con questo perché mi sembra che ci siano più uomini di qua. Quindi facciamo così. Ok, li giriamo leggermente, tanto arriveranno da questo lato. E voi di qua. Ok, va bene. Iniziamo lo schieramento. Sparano tutti? No, questi non sparano. Siccome non sparano questi, li mettiamo di qui a difendere questa zona. Mentre invece quelli che sparano li portiamo di qua. Anzi, li mettiamo direttamente sulla strada. Ok, iniziamo lo schieramento. Cioè, completiamo lo schieramento spostando i nostri uomini qua. E attendiamo il loro attacco. Ah, ragazzi, c'ho l'ansia. C'ho veramente l'ansia. Questo magari lo mettiamo qui in mezzo. Qua ce ne potrebbe stare un altro, l'esercito, però. Loro si concentrano al centro. Iniziamo a portare un po' la cavalleria su di qua. E cercare di intercettare la loro cavalleria con la mia. Ok, avanzano da questo lato, quindi presumibilmente questo sarà il lato più bersagliato. Allora, stiamo così fucilieri. Dovrebbe comunque rimanere molto elevata la copertura. Anche qui. Vediamo, 54, 54, 58, vabbè, un po' più alta, leggermente più alta. Ho paura. Allora, facciamo così, facciamo il contrario. Questi li portiamo qua. Qua così. Qua così. Questi qua li portiamo da questo lato. No, cosa hanno preso? No, no, non entrambi. Solo tu. Qua. Giriamo un attimo l'inquadratura. Li posizioniamo meglio. Ok, tu ampio, per favore. Ok, qui c'è la cavalleria. Che io spero di riuscire a fare intercettarla loro di cavalleria. Perché teoricamente qualche fucilata dovrebbe fare il paio, ecco. Sono veramente tanti loro però rispetto a noi, Vabbè. Loro, voi andate di qui. L'idea è fare un aggiramento, vediamo. Portiamoli un po' più verso di qua, verso l'attacco. Cerchiamo di non farci mangiare dai loro granatieri. Questo qua è il lato più forte, tra l'altro. Granatieri austriaci. Ok, vediamo cosa vogliono fare. Ok, avanzano piano piano. Mettiamoci sulla strada. Ah, qui ci sono delle caseggiate piccole. Ci potrebbero dare qualche mini bonus. Andiamo avanti. Ok. Sì, qualche bonus piccolissimo ce lo danno. Ok, la nostra cavalleria sta dietro. Pronti, signori. Pronti, perché dobbiamo rimanere belli pronti a sto giro. Riposizioniamoci un attimo. Ok, sempre 99, perfetto. E che adesso sono in mezzo al fogliame e si avvicinano in maniera molto cauta, quindi questo è buono per noi. Vediamo di metterli tipo qua questi. Che c'è un caseggiato, ci sono gli alberi, secondo me se li metto tipo così potremmo ricevere un buon bonus di copertura. Ok. Ok. E se magari se riuscissi a girarli un po' così, meglio.
90. Andiamo un po' più avanti, vediamo. Mettiamoli così allora, a questo punto. Ok. Ok. Attenzione, attenzione, arriva la fanteria loro che fa marcia indietro. Corrono questi addirittura. Bene, meglio se corrono, meglio ancora per noi. Ok, si spara. Si spara. Attenzione a questi che non mi piacciono. Ah, questi vanno a prenderci la cavalleria. Sono granatieri però, quindi primo colpo loro potrebbe essere molto forte per noi. Andiamo dritti di qua. Ok. Ok, perfetto. Sembriamo abbastanza a posto. Ok, facciamo il giro di qua e scenderemo sulla cavalleria di qui se riusciamo. Se riusciamo, in qualche modo comunque dovremmo fare. Forza. Ok. Arriva un'altra fanteria. Attenzione alla cavalleria che fa il giro di lato. Questa cosa non mi piace. Corriamo di qua, per favore. Iniziamo a correre e scendiamo su questi come dei falchi. Attenzione ai moschettieri qua. Non mi piacciono. Ok, facciamo il giro, scendiamo di qui. Ovviamente abbiamo riunito la cavalleria praticamente. Questi adesso li attacchiamo con i granatieri nostri. E dovremmo essere abbastanza a regime. Attenzione a questi. Se ne vanno in giro in troppi. Iniziamo di qua. Mamma mia, devo dire che hanno veramente potenziato un sacco. Andiamo contro, forza. Qua ragazzi. Oh. Caricate, forza. Ok, le cavallerie se ne stanno andando di santa ragione. Ma non so chi potrà vincere. Adesso arriva anche la fanteria loro. Ok, vanno in ritirata. Vanno in ritirata, vanno in ritirata. Perfetto, ritiriamoci anche noi perché siamo messi male. Ok, qua li abbiamo falciati. Perfetto. Con i granatieri adesso ci mettiamo qui. Perfetto. Con la cavalleria andiamo a riposarci. Ok, adesso gli spariamo noi dall'alto, perfetto. 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 Giriamoci con questi. Ottimo, questa manovra qui è stata ottima. Adesso la loro cavalleria tornerà sicuramente. Questa cosa non mi piace ovviamente, però possiamo fare altrimenti. Qua sono ben difesi. Però un tiro di questi glielo possiamo dare, dai. Ah, guarda che si ritirano gli infami. Cavalleria loro mi sembra sia tornata. Avviciniamoci qui allora e li aspettiamo tra gli alberi con i fucili pronti. Quindi ci proviamo. Ok. Ok, qua si sono girati. Adesso subiranno il fuoco. No, questi sono andati. Vediamo se riesco a recuperarli. Ma mi sa di no. Ok. Vabbè, comunque continuiamo a tirare. Intanto li abbiamo praticamente chiusi in un sacco. Andiamo a sparare su questi. Ok, dai che il generale poi a breve se ne va. Dai che sono fermi. Qui c'è un altro generale, quindi li possiamo far fuori. Che ansia ragazzi che c'ho. Mamma mia, non è facile, Dai, sparate tutti.
Caricate. Dovrebbero andare subito in ritirata. Poi caricate su questi. Caricate su questi, per favore. Ok, benissimo. Ok, perfetto. Il generale è andato in ritirata, che non tornino mai più. Rimettetevi qua in posizione. Voi siete freschi. Dovreste combattere contro i granatieri voi. Dal dietro. Perché loro sono belli agguerriti. Non abbiamo recuperato l'esercito. No, ormai è andato. Noi siamo forti da questo lato. Ok, se ne sono andati, perfetto. Copriamoci così, per favore. E avanziamo anche con questi a questo punto. Ok, attenzione. Ok, questi potrebbero ritornare. No, perché questo è andato qua a rincorrere? Andiamo a caricare questi. Così se ne vanno, definitivamente, perfetto, fermi. Ok. Oh, ok, se ne sono andati dalla mappa, perfetto. Mettiamoci qua dietro. Questi qua sono da far fuori, sono più grossi. Adesso ci posizioniamo qua, facciamo il tiro al piccione. Vieni tu, per favore. Ok. Devo usare bene la cavalleria. Io la cavalleria la userei contro di questi, quando abbiamo la possibilità di farlo, però. Poi contro di qui, per favore. Spostatevi, ottimo. Dovremmo vincerla, dovremmo vincerla. Facciamo un po' di rifornimento. Teniamo questi belli pronti. Allora, facciamogli fare una salva a questi ancora. Dai, forza, fate una bella salva. Qui si stanno sbriciolando, nonostante io le stia prendendo, però qua si stanno sbriciolando. Ok, salva fatta. Ora carichiamoli dal dietro. Si girano, attenzione. Ok, un po' di danno l'abbiamo fatto. La nostra carica mica tanto. Andiamo via. Porca miseria, sono fortissimi. Sono fortissimi. Mamma donna. Quindi andranno circondati. Non ci provo più a attaccarli. Andiamocene di qua. Porca miseria. Facciamogli un colpettino a questi. Poi piacerebbe fare una carica di lato, ma ho paura che facendola di lato subiamo dei colpi. Ok, perfetto, guardate che se ne stanno andando. Sparate, tutta una salva, dai, forza. Che se ne vanno a quel paese. Dai, che ok, perfetto, questi sono andati. Concentratevi su questi, e concentratevi su questi. Voi dovete resistere fondamentalmente. Portiamo via la cavalleria, perché ho visto che stanno già facendo un pensierino. Attacchiamoli con una bella carica. Adesso scendiamo con questi, attacchiamo di qua. Ok, fermi, li carichiamo, li lasciamo attaccare con questi. E spariamo delle salve da qua. Ok, perfetto, distrutti. Ok, perfetto. Sono in numero più basso, perfetto. Perfetto, poi voglio vedere il resoconto alla fine, perché secondo me qua ne ho subito veramente di ogni. Però guarda, tira su questi, va, perché potrei fare una carica con tutta questa cavalleria. Provare. Attenzione che arrivano i granatieri. Allora io mi ritiro da canaglia quale sono, perché lì sono più tranquillo. Ok, tirato su questi. L'idea è ci ritiriamo, stiamo in difesa qua dentro.
Secondo me siamo belli tranquilli. Caricate. Carichiamo da tutti i lati. Ok, un po' di perfetto, vanno in ritirata. Ottimo. Ottimo. Carichiamo anche di qua. Perfetto, distrutti. Ottimo, ottimo. Recuperiamo un po' le energie. Voi venite di qua. Occhio a questi che ci sparano. Ok, qua ci siamo rigirati. Rigiriamoci adesso tutti. E ce ne siamo belli in difesa. Aspettare i moschetti, perfetto. Portiamo qui il convoglio e siamo a posto. Ok, perfetto. Ok, questi li giriamo e li portiamo di qui. Ok, questi arrivano. Ok. Perfetto. Siamo 2 contro 30.000. Direi che siamo in buone mani. Ok, facciamo risalire un po' il morale. Ah, questi ci hanno lasciato. Vabbè, ci sta. Facciamo risalire un po' il morale di qua. Voi magari non state qua, che vi tirano addosso, per favore. Allora, avanzate. Avanzate anche voi. Ok, è arrivato il convoglio, perfetto, con provviste, eccetera, eccetera. Ok. Ok. Destiniamoci qua. Dai ragazzi che l'abbiamo vinta. Dai che l'abbiamo vinta. Mamma mia che fatica. Che fatica. Ok, i nostri cavalli hanno sparato. Anche di qui. Attacchiamo da tutti i lati. Perfetto, vanno in ok, perfetto, distrutti. Ottimo. Mancano solo questi adesso. Oh, qui ho sbagliato a cliccare io. Ok, qui fermi. Adesso gli facciamo le chiappe a questi. Ma no, loro ci tirano e noi non arriviamo. Malissimo. Malissimo questa cosa. Malissimo. Dai. Forza. L'ultima. Manca l'ultima cosa. Dai, l'ultima roba. E abbiamo fatto, signori. L'ultima roba e abbiamo fatto. Dai, yeah. Dai, yeah. Allora. Rivincita. Rivincita, signori. Godo. Facciamo fuori questi maledetti granatieri. Questi perché non attaccano. Proprio i comandi di questo gioco qui sono un po' così, stare attenti. Attaccati a tutti i lati. Aspetta a caricare, aspetta. Addio. Basta, sono partiti in carica. Andiamo dentro anche con questi a questo punto, sperando di non perdere troppe unità. Ma ormai sono rimasti soli sul campo di battaglia e vanno in fuga, signori. Dai, è andata bene, dai, è andata bene, è andata bene, è andata bene. E abbiamo fatto la vittoria, signori. E abbiamo fatto la vittoria. Terminiamo la battaglia. Mamma mia, troppo contento. Abbiamo rischiata, Abbiamo rischiata pesante. Siamo ancora in pista, signori. Siamo ancora in pista, vediamo. 461. Ora ci conviene prendere riservisti, ragazzi, perché siamo messi malissimo noi. Guarda quanta roba abbiamo acquisito. Vediamoci i riservisti. Mamma mia, guardate quanto scendono le truppe. Mamma mia. Devastante, devastante, signori. Va bene, signori. Io terminerei qui, ce la giochiamo poi dopo, successivamente. Grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo a una prossima battaglia. Mamma mia che sforzo, su sdrenato, su sdrenato.